Magari mi dovevo anche trasmettere io. Buonasera a tutti amici, ci ritroviamo come di consueto per la diretta con le Sibille, la diretta ovviamente del martedì e del venerdì alle 20:30. Sono molto contenta di ritrovarvi qui, come sempre, e mentre aspetto che vi colleghiate, vi ricordo quali sono gli appuntamenti della settimana. Mi raccomando anche di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, e vi metto comunque nella descrizione del video anche i link per raggiungerci sui gruppi di Facebook e sul gruppo Telegram, dove il lunedì sera ci riuniamo tra le 20:30 e le 21:30 per condividere nozioni di carattere esoterico. Vedo che ci sono già degli amici. Kiwi, ciao, e ciao Marietto, buonasera. Come vi dicevo, appunto, abbiamo questi appuntamenti, dopo il lunedì, durante il quale comunque alle 21 costruiamo anche il muro di fuoco, questo egregore di catena in difesa della nostra patria, e il martedì, come oggi, la diretta tra le 20:30 e le 21. Mercoledì abbiamo la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sempre tra le 20:30 e le 21, e una pausa il giovedì. Il venerdì siamo di nuovo qui, sempre tra le 20:30 e le 21, ma penso che in futuro cambieremo orario, perché io anche arrivo alle 20:30 proprio così, per un pelo, dunque magari slitteremo in futuro un pochettino più avanti. E il sabato alle 16 la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano, nel pomeriggio dunque. Bene, allora vediamo se ci sono delle domande. Intanto saluto ancora anche gli altri amici. Ciao Claudia, ciao Italia, ciao Maria, ciao Marina, ciao Fiorella, Antonio, Alma Dueanto. C'è poi una domanda, dunque la guardo. Tiziana, Luna, Liana, benissimo, grazie a tutti per essere qui. Mi fa sempre molto piacere e mi piace anche vedere che il gruppetto si infoltisce. Allora, vediamo dunque la domanda che abbiamo qui. Ciao Hilde, grazie per quello che fai, vabbè grazie. Volevo chiedere se riuscirò a trovare lavoro nella zona che ho scelto e di conseguenza trovare la casa che desidero con le mie figlie. Allora, Antonia, 8 maggio 76. Vediamo subito, cara. Spero di darti delle buone notizie. ...8 maggio 76, vediamo se trova lavoro nella zona che ha scelto. Vediamo il taglio. Beh, qualche grossa difficoltà, qualche preoccupazione non indifferente. Allora, mettiamo un po' più indietro così. Allora, abbiamo detto Antonia, giusto? Perché rileggo, sì, Antonia. Allora, beh, devo dire che in passato hai avuto delle cose fortunate dal punto di vista del lavoro, probabilmente c'è stata anche, era un lavoro consolidato, qualcosa che è durato per un po' di tempo, e ti vedo però con dei rimpianti nel passato. Nel presente, diciamo che ancora non è il momento per il trasferimento, non lo vedo come potenziale adesso, cioè non vedo, scusa, ho detto trasferimento perché lo vedo qua, vedo che c'è un cambiamento, un qualcosa, dunque in base a ciò che hai chiesto ti devo dire che al momento no, e anzi l'avviso è fai attenzione che non prendere qualcosa alla leggera, o comunque non ti affidare troppo
all'idea di posti lontani, perché probabilmente non è fattibilissimo, non adesso. Ma più avanti invece vedo delle notizie, un momento di allegria perché ti perviene comunque la notizia di un trasferimento. Probabilmente avranno accettato la tua domanda o qualcuna delle domande che farai andrà a buon fine. In effetti vedo ehm, che c'è un qualcosa che riparte, non direi una cosa nuova, ma un qualcosa che già conosci. Forse ci sarà una qualche preoccupazione, vedo degli stati di malinconia più avanti e magari questo lavoro che ti entusiasmerà comunque avrà qualche difficoltà, però alla risposta, cioè alla domanda che hai posto, la risposta è senza dubbio favorevole, sì. Troverai nella zona che è di tuo interesse. Vediamo qualche altra domanda. Ecco che sono andata sempre un po' troppo giù. Beh, intanto saluto anche gli altri amici che vedo essersi collegati, Giuseppina, Maria Pia, Antonella, Sara, Blue Moon, Maurizio Antonio, Elena e va bene, l'altro c'era già, l'ho già salutato, dunque andiamo di nuovo con ordine, ho finito di rispondere ad Antonia, vediamo Liana. Ehm, Liana è il tuo vero nome? 29 luglio 86, troverò questo lavoro, come vanno le finanze? Vediamo un po' dal punto di vista economico cosa possiamo vedere per Liana. 29 luglio 86. Vediamo il taglio. Beh, non so se attendi un colloquio di lavoro o un colloquio per chiedere un aumento o un cambiamento, ma al taglio mi dà una possibilità. Allora, Liana, devo dire che al momento no, proprio prestissimo no, perché sembrava che tu dovessi avere o ricevere qualche cosa, vabbè, il passato ci parla di alcune opportunità, di colloqui, però c'è un qualcosa che è andato storto, ci sono state delle opposizioni anche piuttosto importanti, visto la ruota di Pavone che ha un senso amplificatore. Dunque, ovviamente siamo partiti bene, ma nel passato recente ci deve essere stato qualche stop molto importante, qualche ostacolo piuttosto importante. Al momento sembrava che tu potessi raccogliere qualcosa, ma invece una notizia non ti ha dato, o devi ancora riceverla, o l'hai ricevuta da pochissimo, una notizia che non avresti voluto, non era la conferma che aspettavi e devo dire che ci sono delle responsabilità qui, o qualcuno che ti accusa di qualcosa, o tu stessa che ti dai delle colpe, delle responsabilità. Mm, Magari avresti voluto fare scelte diverse e dunque, non dico che rimpiangi, ma stai pagando per le scelte che hai fatto. In futuro però vedo invece dei miglioramenti e non da poco. Dunque, anche se questo momento è un po' stentato, è anche un po' pesante perché tendi a essere molto severa con te stessa o comunque qualcuno lo è stato o lo sarà a brevissimo, ti punterà un po' il dito contro, però guarda qua, che se avrai la costanza di continuare a cercare, ti bacerà la fortuna. Vedo un nuovo inizio, magari non sarà proprio l'inizio che speravi, però è un inizio fortunato con delle ottime possibilità
vedi, a parte queste controversie o magari qualche parere contrastante, non tutti saranno d'accordo se ne parlerai con qualcuno dei tuoi cari, oppure non sarai tu molto convinta della cosa, però la vedo come una cosa abbastanza valida, il lavoro che troverai. E in effetti vedi che arriva un'opportunità piuttosto allettante, da cogliere al volo, okay, e che sarà comunque un qualcosa di duraturo. Dunque per me, insomma, le pene a livello economico stanno finendo, porta pazienza ancora un po'. Allora, andiamo avanti. Claudia. Vorrei chiederti se Claudia vedrà risollevarsi la sua situazione economica. Grazie. 11 giugno 72. Vediamo. Partiamo per le finanze di Claudia. Caduta una carta. Il mercante. È segno che secondo me si tratta di darsi da fare. Allora, diciamo che qualche persona intima o molto congiunta, molto vicina, ti dà parecchi pensieri e probabilmente parlano, o più di una persona parlano, ma ti sono molto vicini. Allora, la parte peggiore ce la stiamo quasi lasciando alle spalle, perché la prima linea sì, dice che in un contesto domestico non mancava assolutamente nulla, c'era veramente, visto che dobbiamo interpretarle da un punto di vista economico, guarda, la casa, l'amore e l'amante ci dicono che nel passato sei stata parecchio bene, ma sono arrivate delle notizie che hanno portato appunto grosse problematiche dal punto di vista economico, visto che la tua domanda è questa. Al momento la situazione è bloccata, vedi che c'è questa carta, e tutte le volte che compare questa o la situazione è ferma, comunque a prescindere, oppure siamo bloccati a causa di alcuni errori. In questo caso non ci sono carte di riferimento prima, a parte questa che proviene, cioè ci fa capire che i problemi sono arrivati con una comunicazione, qualcosa, qualche notizia che ti è arrivata magari per iscritto. E dunque al momento non c'è possibilità di raccogliere, proprio nell'immediato, ma guarda che comincia a cambiare qualcosa. Questa carta ti invita a essere più oculata e attenta, perché qualcuno giudica i tuoi movimenti, forse tu stessa sei diventata più severa con te stessa, comunque vedi che c'è già una consolante sorpresa, dunque qualcosa già la vai a raccogliere. Bene, devo dirti che a darti qualche grattacapo e qualche preoccupazione è una signora anziana e lo sarà ancora nei prossimi tempi, ok? Qualcuna, probabilmente la figura materna o una zia, ma suppongo che sia più vicino. Tra l'altro, con la carta della superbia devo dire che ha anche un caratterino questa donna qua, non è un carattere semplice. Non farti sfuggire delle occasioni, perché in futuro si presenteranno delle occasioni, devi saperle cogliere. E, vedi, c'è un inizio, però è un po' incespicante. Devo dire che nel prossimo periodo la situazione economica non è che la vedo rifiorire più di tanto, vedo invece delle preoccupazioni, queste continuo a vederle per il prossimo periodo, però guarda che sono preoccupazioni. Sì, è vero, ci sono discussioni o comunque situazioni non chiarissime, perché c'è anche la carta del ladro, dunque devi fare attenzione che non ti portino via qualcosa che è anche tuo, che ti spetta di diritto. Però vedi che le preoccupazioni sono più grandi di quello che sono in realtà. Dunque rimetti tutto in prospettiva. Ok, vediamo la prossima domanda.
Maria Pia Rosato, ciao, io sono nuova, volevo chiederti se ci sarà per me una convivenza, grazie. Maria Pia, sei nuova, dunque ti spiego bene. Devi mettermi la data, possibilmente anche il nome della persona con cui speri di avere una convivenza, oppure se non c'è nessuno in questo momento, ma mi stai chiedendo soltanto una convivenza, se ci sarà, ok, però io ho bisogno di almeno una data, ok? Rispondimi che appena me la metti rispondo a te. Intanto adesso passo a quella sotto, l'una, e attendo che tu mi scriva la data, va bene? Allora, ci sono novità tra Valentina, 14 aprile 86, e il suo amico Mirko? Tornerà l'amicizia di prima? Valentina, questa domanda ogni martedì. Allora, vediamo. Allora, Valentina e Mirko, vediamo un po' cosa dice, cosa dicono le sibille. Sei un po' tormentata però questa amicizia, con questa amicizia qui. Mm. C'è un po' di durezza ancora. Sì, tornerà, ma devi dargli tempo, perché vedo ancora delle resistenze, ci sono ancora delle resistenze fra voi, aspetta che cerco di inquadrarle tutte bene, senza inquadrare i miei salamotti, perché la quarantena è diventata una quarantina di chili in più, no, sto scherzando, però insomma, anch'io ci ho dato dentro col cibo consolazione. Allora, in passato vi siete allontanati anche a causa di qualcuno che si è intromesso, ha portato dei cambiamenti e la fine di un'amicizia. Ma al presente, anche se c'è stato e c'è un riavvicinamento, c'è comunque del rimpianto. Qualcosa, il rimpianto di non aver magari gestito bene la situazione e dunque adesso ancora, come dire, c'è questo raffreddamento, no? Questa cosa un po' così, anche se guarda che c'è già l'avvicinarsi come ai vecchi tempi, la vecchia signora, io almeno la interpreto così, la interpreto sia come la figura di una persona più grande, molto vicina al consultante, ma anche come un qualcosa di lungo corso. Dunque, in questo caso, essendo una domanda basata su un'amicizia, vedo che ci sarà un po' il riavvicinamento come ai vecchi tempi. Devi avere pazienza però, perché ci saranno ancora dei momenti in cui nel prossimo futuro ci saranno delle piccole incomprensioni, ok? Però consolante sorpresa, la matrice, l'amante, vedo risbocciare un sentimento reciproco, no? Guarda, anche quest'esito io lo trovo bellissimo, vedi? Quasi un nuovo inizio, non quasi, oserei dire un nuovo inizio molto molto solido e molto fortunato. Dunque per me sì, però devi portare pazienza, Valentina. Andiamo avanti, vediamo se Maria Grazia mi ha risposto. No, non vedo la data. Allora passo a Sara. Ciao Hilde. Sara, 18 dicembre 71. Vorrei sapere cortesemente se gli aeroporti riapriranno a maggio e quindi si potrà viaggiare tra le regioni. Spero anch'io. Avrei un certo Marietto da incontrare. Dunque lo guardo volentieri e vediamo se riaprono questi benedetti aeroporti a maggio. Spero di vedere un sì. Allora, ah, vediamo questi. Beh.
Allora, da quello che, riesco a interpretare dalle carte, ehm, ovviamente beh, il passato gli diamo uno sguardo, ma, ehm, diciamo che, appunto la presenza di ostacoli e l'inibizione, no, dovuta appunto a questa situazione ha dato, come dire, un clima di cautela, dove comunque qualche viaggio lo hanno consentito, doveva essere però probabilmente qualcosa di molto importante, perché c'era qualche cosa di piccolo, piccole quantità di spostamenti li hanno permessi. Ma vediamo un pochino il presente, e il presente stanno dibattendo, c'è questa la figura del giudice che come abbiamo visto, l'uomo che punta il dito, quello freddo, quello che ha un'opinione, quello che mette davanti gli errori o le colpe, o comunque le responsabilità, e i deliranti. Dunque c'è sicuramente un dibattito in questa direzione, e vedo che secondo me troveranno un accordo, oserei dire favorevole nei confronti della risposta alla tua domanda, cioè nei confronti della tua domanda. Direi che forse presto avremo qualche buona notizia. Attenzione, ci saranno ancora delle misure restrittive, non sarà tutto, però sarà sicuramente meglio, e dunque oserei dire di sì. Sì, ma anche perché c'è pure la carta dei viaggi, però sicuramente sai, non è che sarà ancora tutto un via libera completo, probabilmente metteranno ancora delle condizioni, ma è in atto il cambiamento, penso che probabilmente presto lo comunicheranno, magari al prossimo decreto che tra l'altro ci vuole una laurea a interpretare ogni volta. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Bene, vediamo. Maria, potresti vedere se ci sono novità per una coppia, 21 luglio 82 e 12 maggio 80. Vediamo. Io so già di chi stai parlando, dunque capisco, va bene che non hai messo i nomi perché tanto li conosco molto bene, dunque non ci sono problemi. 21 luglio 82, RR, vediamoli, RR. Vediamo cosa dicono le sibille. Sai che il taglio sembrerebbe quasi che ci sia un invito a vedersi. Allora, in passato abbiamo questo fermo, questo blocco, comunque è rimasto, come dire, cioè un rapporto, apparentemente, di accordo, non ci sono grossi strappi, non si vedono delle situazioni orribili o brutte nel passato. Al presente, certo bloccato però, solo che è come dire che la cosa è stata fermata, la relazione, però è rimasta, cioè è stata fermata ma non con un esito negativo o brusco o un'interruzione vera e propria, solo un fermo, ma un fermo sereno. Abbiamo però al presente, effettivamente qualche possibilità, perché c'è l'invito alla costanza, a tener, come dire, di vista l'obiettivo, non perderlo di vista, continuare a darsi da fare, anche se c'è ancora della freddezza, non vedo ancora uno slancio. E devo dirti che anche nel prossimo periodo, mhmm, non riesco a vedere ti parlo nel prossimo 1 o 2 mesi, non mi sembra di vedere particolare, enfasi in questa relazione. Ci sono delle prese di posizione o comunque delle priorità legate al lavoro,
o ad altre questioni. C'è la carta del mercante, dunque mi rendo cioè mi immagino che la priorità venga data all'aspetto lavorativo, dove ci sono da prendere degli accorgimenti e per evitare di fare delle cose leggere, oppure si tratta di lavoro con luoghi lontani. Per quanto riguarda la coppia, qua ci sarà una discussione nel prossimo futuro. Probabilmente si sentiranno e avranno da ridire o succederà qualcosa. Vedo comunque un evento un po' forte, non voluto dalla volontà di uno dei due, che però potrebbe coinvolgere più che altro lui. Eh, Però l'esito non è malvagio, l'esito parla di una trasformazione, di un cambiamento e anche la possibilità, vedi, la stanza è l'intimità, è l'incontro ravvicinato e il belvedere mette quel senso di speranza, no? Quella bella notizia che uno aspetta di ricevere. Dunque non è tutto da buttare, però non è ancora il momento. Ci sono ancora delle situazioni da scardinare, qualcosa che deve ancora consumarsi. Andiamo avanti. Allora, rispondo proprio al volo perché abbiamo 3 minuti. Buonasera, riprenderemo il nostro rapporto, lui 13 novembre 74, io 12 ottobre 74. Elena, vediamo. Vediamo se riprendono il rapporto. Potrebbe esserci l'occasione di un messaggio, non so se magari si avvicina qualche occasione per sentirvi, ma sai che secondo me sì. Allora, devo dirti che la possibilità che si riavvicini la faccenda è molto alta, attenzione però a non sprecare l'occasione. È possibile comunque che sia un po' trasformata, non sia più proprio come prima. Però c'è, se hai un po' di costanza, un po' di pazienza, la cosa dovrebbe andare, però devi avere un profilo basso, nel senso non devi importi o avere un atteggiamento, ehm, come dire, cioè devi restare tranquilla perché questa carta qua fa capire che c'è ancora un legame, non è una cosa che si è sciolta del tutto e dunque ti invita ad avere pazienza e costanza, a fare la tua parte modestamente, cioè impegnandoti tanto senza reclamare niente, perché la situazione secondo me va a sanarsi, devi avere solo un po' di pazienza. Certo, ci saranno sicuramente delle decisioni da prendere e anche sarà necessario essere fermi, no? Però vedi, la stanza, il bambino, il belvedere, penso proprio che il riavvicinamento ci sarà, l'intimità torna. Bene amici, abbiamo raggiunto quasi le 9, dunque è l'orario del muro di fuoco che vi invito a fare insieme a me, così che possiamo alimentare queste egregore di catena in difesa appunto della nostra amata patria, la nostra amata Italia. Dunque, concentriamoci, ci rivolgiamo a est, nel mio caso è di là, per questo l'ho indicato, voi trovate l'est nella vostra casa o nella vostra camera, orientatevi a est, eseguiamo il pentagramma per la difesa, dunque lo eseguiamo in corrispondenza dei 4 punti cardinali, chiamando i più alti nomi divini per appunto fare in modo che questa procedura sia sotto l'egida dello spirito, dunque del nostro sé superiore, la versione più elevata, più alta di noi,
e immaginando, mentre facciamo questa operazione, di vedere che si forma un cerchio di fuoco intorno a noi man mano che ruotiamo. Quando ci ritorneremo sull'est, il cerchio di fuoco si estende fino a circoscrivere tutta l'Italia, isole comprese. Ovviamente non dimentichiamo Lampedusa che è laggiù, là sotto. Prendiamo tutto, abbracciamo tutta l'Italia e manteniamo la visione di questo muro di fuoco per un totale di 5 minuti dall'inizio delle operazioni. Io, per aiutarmi in questa cosa, metto sempre un timer, ehm, anche se per chi lo può fare e per chi lo vuole fare può anche andare avanti a oltranza. Dunque, prepariamoci pure e avviamo. Yod He Vav He. Adonai. He He Ye. Agla.
Eccoci qui e anche per questa sera il muro di fuoco è stato fatto, questo egregore di catene è stato fatto, è stato rafforzato. Dunque noi ci salutiamo qui, invito tutti gli amici a cui non sono riuscita a dare una risposta a tornare nella diretta, se volete, la diretta domani sera nel canale YouTube del Marietto Veneziano, se altrimenti ci vediamo venerdì, sempre qui su questo canale alle 20:30 fino alle 21, come sempre. Bene, allora mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci vediamo allora domani sera a casa del Marietto. Un abbraccio a tutti e un buon proseguimento di serata e ancora grazie. Buonanotte.